Una voce potente, cristallina, squillante. Gianluca Floris, tenore cagliaritano di 28 anni, si è già guadagnato un posto di rilievo tra le giovani promesse della lirica italiana. Luciano Pavarotti, del quale sembra ricordare il timbro vocale, lo ha portato alla ribalta del suo concorso internazionale. Nell'autunno scorso Gianluca Floris è arrivato in finalissima davanti ad un pubblico di esperti e critici radunato a Filadelfia. Contemporaneamente sono arrivate le prime scritture in teatro. Tutto, come in una bella favola, è iniziato per caso. Ero lì che canticchiavo per i fatti miei con una cassetta di Pavarotti, ci cantavo sopra, una mia amica che studia canto mi ha sentito e mi ha detto: guarda, secondo me tu hai una buona voce, studia perché potrebbe diventare un lavoro. Tutto un suono, come se lo dovessi vocalizzare. Rifacciamo questa parte. I primi approcci allo studio con la insegnante cagliaritana Alessandra Azzori, i primi concorsi, le prime apparizioni in teatro. Io lavoro per l'agenzia della moglie di Pavarotti, della signora Adua, e quindi ho avuto modo anche a Filadelfia appunto di conoscerlo, di stringergli la mano, e ho avuto l'occasione di farmi dare dei consigli preziosissimi. Lunghi anni di studio hanno permesso a Gianluca Floris di perfezionare la tecnica vocale e la respirazione, uno studio del resto che continuerà per tutta la vita. Ogni cantante infatti è alla continua ricerca della perfezione e in questo impegno si affida totalmente ai consigli del suo insegnante. Alessandra Azzori ha già scoperto e affinato numerosi talenti che nel futuro potranno tenere alto il nome della Sardegna nel mondo affascinante ma anche difficile dell'opera, nel solco tracciato dai grandi cantanti sardi del passato, da Mario De Candia a Bernardo De Muro a Piero Schiavazzi. Ci sono molti buoni talenti, se noi andiamo a guardare, siamo arrivati alla Scala, sono arrivati molti talenti sardi, Giusy De Vino, Mario Lupperi, Francesco Musino. Ultimamente una delle mie primissime allieve, Rossella Ragazzo, ha debuttato con Riccardo Muti nel Don Giovanni, nella parte di Donna Anna, è una ragazza che ha studiato per tanti anni rimanendo nell'ombra per molto tempo, invece anche lei ha raggiunto il tempio della musica lirica. Sardi ce ne sono che adesso ultimamente sta venendo fuori va bene, Gianluca Floris, Elisabetta Ascano, che lo stesso ha già fatto il suo debutto nei teatri. Insomma, ce ne sono parecchi talenti sardi che si spera possano andare avanti bene. Portatela con la E, cioè arrivaci con la E, poi pensa a un'apertura della bocca e sostegno. Quando non è impegnato in teatro, Gianluca Floris dedica alcune ore della giornata allo studio. Insieme alla sua insegnante perfeziona l'emissione con i vocalizzi. Quindi, dopo aver preparato la voce, si dedica allo studio delle partiture con la pianista Maria Cristina Secchi che lo accompagna nei concerti. Gli impegni si intensificano. Dopo aver cantato in Traviata, Luisa Miller, Manon Lescaut, Nabucco, ora il giovane tenore è atteso da 3 concerti in Irlanda. Così ricorda il suo esordio in teatro. Il mio esordio in teatro, stavo facendo le eliminatorie europee del concorso di Pavarotti, mi trovavo a Modena. Feci la finale a Modena, all'uscita, quando finì di cantare, cantai La donna immobile. Fui portato di peso negli uffici dove mi dissero: c'è una persona che ti vuol conoscere. Era la signora Adua Pavarotti, che da lì a una settimana mi fece entrare al Regio di Parma in un ruolo secondario nella Luisa Miller, e io per la prima volta sono stato appunto in questo tempio, uno dei massimi tempi della lirica italiana e mondiale chiaramente. È stato bellissimo, ho potuto lavorare con dei seri professionisti, ho visto per la prima volta cosa vuol dire lavorare dall'interno e per la prima volta mi sono reso conto di cosa vuol dire cantare, insomma, che bisogna studiare tantissimo e non smettere mai. Senza montarsi la testa dunque, ma procedendo a piccoli passi. Oggi il meccanismo frenetico del mondo musicale rischia di distruggere le voci.
Troppi impegni ravvicinati e troppa sete di guadagno possono cancellare in pochi anni un buon patrimonio vocale. Gianluca Floris dimostra di avere capito il pericolo e non si sottrae all'impegno costante ed umile dello studio, con la legittima speranza domani di calcare i più prestigiosi palcoscenici del mondo.